Buongiorno a tutti, bentrovati. Continua questo programma giornaliero di diretta che facciamo sia su Facebook, su internet, sui nostri social, ma anche voglio ringraziare Televenezia per la diretta che fa. Scusate, mi sono messo come sono, dal barbiere non ci vado neanch'io, è tutto chiuso. E continueremo questa diretta per il periodo dell'emergenza, per cui io ero convinto, ho detto finirò fino al 4, oggi ufficialmente siamo fino al 4, però insomma un po' tutti hanno fatto capire che ci sarà un prolungamento di questa costrizione e per cui io continuerò a fare la diretta. Considerate che la diretta è un momento di una giornata, devo dire, abbastanza complicata, nel senso che noi partiamo presto la mattina, sentiamo un po' tutte le funzioni vitali della città, ci sono stati problemi la notte, poi alle 8:30, così vi racconto un po' com'è la giornata del sindaco. Vi chiedo ancora scusa se non sono magari particolarmente presentabile, sono anche un po' stanco devo dire, ma insomma, per cui mi chiedo scusa io, ma così va. Devo tenermi in forma mentale perché devo arrivare più avanti, ho capito, quantomeno a Pasqua, insomma, e però voglio fare questo appuntamento semplicemente per arrivare nelle case delle persone, per raccontare che c'è una città, che ci sono dei cittadini ordinati. Adesso dirò anche, farò l'elenco delle ispezioni che abbiamo fatto con la polizia locale, e, insomma, le persone che abbiamo verificato e anche gli uffici degli esercenti, le attività sono in regola, sono tutte in regola. La gente è obbediente e fate bene a stare a casa. Certamente va raccontato il grave momento che viviamo anche sotto il profilo della prospettiva, per cui abbiamo diversi obiettivi. Uno, quello di raccontare ai bambini e ai ragazzi che devono continuare a seguire gli insegnanti, quelli che fanno le loro attività a scuola, è importante, che si tengano in ordine, che si sveglino, insomma, adesso non voglio fare la paternale, ma l'obiettivo è questo. Vi prego di scusarmi se sono un po' ripetitivo, ma l'idea è che ci si alzi la mattina, ci si tenga in ordine, si stia insieme, si faccia un po' di attività, se vuoi ginnica. Parlo per le persone che sono sempre dentro, anche da tante settimane. L'obiettivo è sicuramente quello di creare dialogo con le persone e raccontare quello che facciamo. Noi, dicevo, alle 8:30 facciamo una riunione che spesso dura un'ora e mezza, 2 ore, dove si affrontano tutti i temi con tutti i dirigenti del comune e i dirigenti delle società partecipate, ovviamente la VM, la CTV e Veritas, per tutte le problematiche. Non c'è solo la raccolta delle spazzature, ma c'è anche la gestione di tutta una serie di incombenze e poi c'è, come sempre, qualche eccezionalità. In tutto questo, che può sembrare normalità, ci muoviamo in un momento di particolare difficoltà, insomma, anche dal punto di vista operativo per le persone che devono lavorare. Per cui, insomma, continuiamo a ringraziare tutti quelli che si comportano bene a prescindere, meglio in questo periodo, insomma, parlo in termini di educazione, che non lasciano i rifiuti abbandonati in giro. Noi continuiamo ad andare a pulire, abbiamo chiesto a tutti di segnalarcelo. Sottolineo di nuovo questo numero 041 041, che è il numero che abbiamo messo a disposizione, questo già da ottobre dell'anno scorso. L'abbiamo provato con l'Acqua Grande, sta funzionando grazie ai dipendenti del comune, di Veritas, di AVM, di Vela, che partecipano a questo gruppo di lavoro. Molte sono ragazze, signore, mamme che lavoriamo su 2 turni. L'orario a cui potete rivolgervi per emergenze, ma insomma anche per avere informazioni, è dalle 8 di mattina alle 5 di sera. Si lavora, ci dicevo, su 2 turni. Cercheremo magari nei prossimi giorni di raccontare questo lavoro e anche le sensazioni di queste persone, perché poi, oltre a dare le informazioni, noi dobbiamo rapportarci con le persone e rapportarci per cogliere anche i momenti, per certi versi, di abbandono. Magari ci sono momenti di scoraggiamento, c'è chi invece riesce ancora a tenere alto l'entusiasmo, però effettivamente quando uno comincia a pensare al proprio negozio, alla propria attività, al proprio futuro, magari può avere dei momenti di abbassamento. Non è il momento di mollare, anche dal punto di vista, dico, psicologico, lo dico anche ai papà, alle mamme, parlando in chiave lavorativa. È il momento invece di tenere i nervi molto saldi, non lasciarsi andare. Stiamo aspettando, dopo ne parleremo, la manovra che il governo ha annunciato e noi ci stiamo come comune un po' chiudendo il più possibile per capire effettivamente che cosa il governo ci indicherà su questo. Però insomma adesso vi do il resoconto della polizia locale di ieri.
sono state controllate 93 persone, perché un grosso lavoro anche di verifica, e soltanto una persona è stata multata ieri. Siamo passati a 64 persone dall'inizio, diciamo, dei controlli. Noi abbiamo controllato adesso 1305 persone. Ieri sono state controllate 25 attività o esercizi, nessuna infrazione, siamo passati a un totale di verifiche di attività aperte che stanno lavorando per i servizi, diciamo, essenziali, sono 394 attività. A tutte queste persone arrivi il nostro grazie, perché appunto dai mercati all'ingrosso ai fruttivendoli, ai dettaglianti, alla grande distribuzione, alle commesse che lavorano, ma anche a tanti che si operano nei trasporti per portarci a casa la spesa piuttosto che gli elementi di prima necessità, ecco, va il nostro grazie e la nostra gratitudine. La città va avanti, chiaramente ha un aspetto per certi versi spettrale, a qualcuno anche piace, nel senso che sembra un silenzio, io dico spero di non vederla più così, ma certamente è un momento particolare. Questi momenti ce li ricorderemo. Voglio ringraziare le forze dell'ordine che continuano a presidiare il territorio, oltre alla polizia locale, i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i militari e poi anche la nostra Polizia Metropolitana e tutte le forze del volontariato, di cui poi parleremo con maggiore disponibilità, con maggior tempo più tardi, quando presenteremo un accordo secondo me importante che stiamo facendo. C'è poi tutto quanto il volontariato della protezione civile del comune, dico, ma poi anche tutte le altre ovviamente, che ci dà una grossa mano anche per gestire le persone che hanno più difficoltà per la spesa, per tutte le attività legate al vivere normale di tutti i giorni, per cui a loro il nostro grazie. Qui adesso abbiamo un video toccante su delle persone decedute che sono arrivate a Spinea. Qui adesso faremo partire un video per far vedere. Vi voglio solo raccontare questo aspetto. Domenica scorsa, non ieri, domenica scorsa, sono stato praticamente mezza giornata assieme ad Andrea Razzini, che è il direttore di Veritas, insomma, per proprio preparare la struttura. Voi sapete che noi abbiamo 2 linee, come Veritas gestiamo 2 linee di cremazione a Spinea, e una linea a Marghera e altre 2 a San Michele. Abbiamo fatto una serie di calcoli perché i carabinieri di Bergamo ci hanno chiesto se era possibile cremare una serie di salme che non era possibile farlo da altre parti. Abbiamo fatto una serie di verifiche, di calcoli, non è semplicissimo, insomma, comunque siamo riusciti a costruire un lavoro H24, a prepararlo, e in effetti poi è risultato utile, tant'è che oggi sono arrivate 15 salme, dovevano essere 10, poi 5 che dovevano andare invece a Gemona, poi non sono riuscite ad andare, abbiamo pensato di accettarle noi e per cui sono arrivate oggi a Spinea. C'era anche il sindaco ad accogliere, ci è sembrato giusto che ci fosse anche un riconoscimento ufficiale. Vogliamo far vedere questo video, ma per ringraziare, per salutare tutti questi che si occupano anche delle pompe funebri, tutti gli operatori, che anche loro sono comunque a contatto. Ai familiari di queste persone decedute posso dire una cosa che può essere comunque importante da sapere. Ecco, le persone decedute possono essere cremate solo con il consenso dei familiari, diversamente vengono tumulate, e anche su questo noi siamo stati disponibili a farlo per dare solidarietà a Bergamo in questo caso, che non era in grado di affrontare questa cosa. Però ecco, sappiate che se la famiglia decide di tumulare la persona, magari aspettando di fare il funerale in un altro momento, sappiate che se è deceduto per motivi di coronavirus, questa persona deve restare nell'oculo per almeno 24 mesi, per cui se non si fa cremare poi dovremo aspettare, perché poi si può eventualmente decidere di cremarlo magari, ma non prima di fatto di 2 anni. Poi ci sono comunque tutte le agenzie che eventualmente vi danno risposte. Lo so che è un discorso purtroppo non bello da dire, ma lo dico perché magari ci sono dei parenti che non sanno come fare.
ci sono dei professionisti, si rivolgono anche a loro, noi siamo comunque a disposizione 041 041 anche per queste vostre domande o per qualsiasi cosa vi serva dire o vi sentite di voler dire. Facciamo partire il servizio e facciamo vedere l'arrivo a Spinea. Sì, non ci sono parole. Noi per salutare tutti i medici e tutte diciamo, le persone che sono decedute, per ricordare questo momento di grande tristezza per l'Italia intera e ricordando appunto questo momento, abbiamo proposto, che poi è stato accettato anche dal governo, questo momento domani, che verrà svolto domani a mezzogiorno. Io sarò davanti a Cafarsetti con la fascia tricolore per rappresentare chiaramente la nostra città. Faremo, dopo un fischio della polizia nostra locale, terremo un minuto di silenzio, simbolico evidentemente, e poi faremo partire l'inno d'Italia. Questo sarà sia svolto a Venezia che anche a Mestre, insomma. Questo però, ecco, sappiate tutti che se qualcuno poi vuole affacciarsi ai balconi e ascoltare per portare un saluto di rispetto, ecco, sappiate che è a mezzogiorno di domani, per quanto riguarda Venezia, ma in tutta l'Italia, in tutte le città che faranno questa celebrazione, questa manifestazione. Adesso partirei, volevo segnalare un po', volevo fare due discorsi. Avevo detto che sul decreto del Presidente del Consiglio avrei parlato oggi. Non voglio farla lunga perché sennò può sembrare polemica e non lo vuole essere. Io continuo a sottolineare la stima comunque che ho e anche l'appoggio che vogliamo dare al Presidente del Consiglio dei Ministri, perché è difficile dire delle cose che devo però dire ai cittadini senza in qualche modo inficiare il lavoro che credo generoso che si sta facendo da parte di tutti, insomma, per cui dico solo, siccome può essere passata l'idea che dopo questa conferenza stampa di sabato sera, a me non interessa se viene fatta la sera, la modalità, insomma è relativa, a me interessa la sostanza. Voglio che i cittadini sappiano che il governo, c'era il ministro anche delle finanze, hanno detto che sono stati dati 4 miliardi ai comuni. Sì, allora bisogna dire che sono i soldi che assolutamente ci danno ogni anno e sono quelli delle tasse, sono soldi che proprio avanziamo normalmente, sono finanza normale. Quest'anno li hanno anticipati come di solito li anticipano tutti gli anni, peraltro sempre nello stesso periodo, per cui non si capisce la ragione di creare questa confusione ai cittadini pensando che ci abbiano dato qualcosa in più. Io capisco la necessità di voler dire che c'è l'attenzione ai comuni, però nel decreto legge non c'è nulla per i comuni e non c'è nulla neanche stavolta. Ecco, l'unica novità sono 400 milioni che diviso per gli italiani, a noi è arrivato 1.350.000 euro circa, sono per stati di necessità particolarmente legati al coronavirus, sono soldi che vanno dati a persone che arrivano ad avere problemi di cibo, proprio di sussistenza. Sono veramente cifre rispetto ai 260.000 abitanti che abbiamo
noi abbiamo fatto un conto che sono circa 10 euro a nucleo familiare, per cui con tutto il ringraziamento, il rispetto e comunque l'importanza di avere queste risorse che terremo e gestiremo nel modo più oculato possibile, ma dobbiamo capire che devono essere cose da dare veramente. Noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro che sia anche molto legato alle persone che si occupano anche del commercio, della filiera turistica, perché crediamo che lì ci saranno i problemi più grossi. Se il governo in qualche modo, che pur più cortesemente, più umilmente diciamo, devono veramente nella manovra che stanno per fare, che hanno annunciato di fare a metà aprile, io spero la facessero prima, ma insomma appena possono, devono dare delle contribuzioni vere di liquidità ai comuni, perché noi non riusciamo più a gestire già questi servizi che abbiamo ridotto, dico i trasporti per capirci, che sono stati oggettivamente abbassati come numero di linee, non riusciremo neanche a gestire questi, non ad aumentarli. Già questi noi siamo in grande difficoltà, perché in una città come Venezia, dove la prima industria è quella del turismo, cioè io capisco tutti quelli che dicono ripensiamo, facciamo nuovi discorsi, eccetera. Io spero che questa industria riparta il prima possibile, poi intanto nel frattempo la ripensiamo, pensiamo ad altre attività, ben volentieri, ma non buttiamo via niente ovviamente, per cui al di là di questi sogni di tutti quanti, quello che dice mi piace la città così e piacerà a lui così, io spero che passi rapidamente, non credo sarà subito. Per cui al governo ancora una volta dico, non servono questi proclami, non serve a nessuno, si crea disorientamento nelle persone, qualcuno pensa che ci siano i soldi, non ci sono, siamo veramente alla frutta, lo sanno i dipendenti che sono in cassa integrazione della CTV, alcuni anche di Veritas, tanti, tutti quelli di musei civici, tutti quelli della Fenice, tutti quelli del Casinò, dico le aziende del comune e poi tutti quelli delle imprese private, per cui il tema del rilancio deve essere messo in agenda. È evidente che finché c'è la crisi, finché c'è lo stato di necessità sulla salute, non si può fare nulla, però va pensato un rientro, una ripartenza quantomeno del sistema produttivo, perché non reggeremo a lungo questa cosa. Io l'ho già detto, i conti non tornano sulla cassa integrazione. Io capisco la politica del tranquillizzare, però l'idea di sostenere una platea di gente che deve diventare disoccupata, quasi che fosse una condanna, no. Noi dobbiamo difendere le imprese, l'ho già spiegato, lo ridico con molta semplicità, se qualcuno del governo volesse chiamarci per quantomeno condividere un progetto economico, è un po' la ricetta di Draghi, che è stata sposata anche per certi versi abbastanza chiaramente dal Presidente della Repubblica, che è quella che abbiamo sottolineato anche ieri col Patriarca, cioè l'intervento europeo in termini di garanzia. Per cui ai nostri amici austriaci e tedeschi, con cui ci conosciamo da sempre, di cui credo abbiamo rispetto reciproco, dico facciamo un salto avanti, perché a parte la fine dell'Europa, secondo me, potrebbero iniziare problemi maggiori. Ma una volta risolto quel problema, cioè quello della garanzia europea, cosa che io sono fiducioso si risolverà, vuol dire iniezione. Comunque se non si ritrova così bisogna trovare un prestito internazionale, fare qualcosa che consenta di avere liquidità immediatamente nelle tasche delle imprese, con un conto particolare che arriva in banca. La banca può iscrivere queste liquidità in una parte specifica del bilancio che viene riconosciuta dallo Stato, non dentro i criteri della solvibilità della banca, in maniera tale che sia garantita appunto in questo caso dall'Europa. La banca accrediterebbe all'impresa su un fondo, su una parte del proprio conto, una liquidità di emergenza legata al coronavirus che serva per continuare a pagare i propri impegni, far fronte agli impegni finanziari che ci sono, perché diversamente rischiamo di trovare il deserto dei tartari. Però queste non sono misure che, come sono abituati tanti, c'è tempo per discuterle chissà quanto, perché poi quando una pianta è morta non è che gli facciamo la respirazione bocca a bocca, è morta. Ecco, qui stiamo parlando della nostra più grande ricchezza, che è il lavoro, per cui la salute prima di tutto, l'abbiamo sempre detto, però organizziamo invece che annunci, facciamo un tavolo nazionale per capire. Noi oggi abbiamo scritto al Presidente del Consiglio, abbiamo mandato in copia al Presidente, domani magari le spiegheremo ancora, le abbiamo già accennate, le nostre 4 proposte per il salvataggio dei comuni. Spero che prendano in considerazione queste nostre proposte, è necessario.
e per cui insomma ecco, semplicemente un'operazione verità, insomma, ecco, non è arrivato niente, questo è il dato di fatto. Adesso non voglio tediarvi ulteriormente, non voglio essere il più pasquale e sereno possibile, però credetemi, oggi c'è bisogno di cose concrete. Noi ci stiamo attrezzando, ho cominciato a chiamare i responsabili delle varie categorie locali per capire le varie proposte, qualcuno ci ha già mandato una serie di punti, convocheremo nei prossimi giorni i rappresentanti anche dei proprietari degli immobili, parlo di quelli commerciali ovviamente, dove il tema è grosso perché con le attività chiuse si fa fatica a far fronte agli affitti, che in certi casi sono anche molto alti. Capisco la necessità del proprietario di far fronte a sua volta ai propri impegni, vediamo se troviamo una linea di mezzo. Purtroppo il Comune è in grave difficoltà finanziaria, cioè noi rischiamo di non avere gli incassi e quegli incassi a noi mancheranno un sacco di quote di ogni genere. Abbiamo fatto i conti per mettere il bilancio del Comune in sicurezza e l'obiettivo nostro nelle imprese del Comune, parlo di quelle, poi è chiaro che quelle private hanno la stessa necessità, sono quelle di salvare l'impresa, non svenderla a qualcuno, perché il rischio è che se vanno sotto capitale o vengono drenate di liquidità, il rischio che poi siano oggetto di predoni che possono arrivare dappertutto. Dobbiamo difendere a ogni costo e in questo senso chiedo, come devo dire fino adesso c'è stato per quanto riguarda le nostre interlocuzioni, un buon rapporto col sindacato, con i lavoratori, con tutto il personale, che voglio ancora una volta ringraziare. La parte sana di questa città, di questa nostra nazione, è forte, sta lavorando, non ascoltate queste sirene negative che girano, no? C'è fake che girano, qualcuno che si esprime tanto per fare campagna elettorale. Oggi non c'è campagna elettorale, la faremo a novembre, a ottobre, quando sarà. Quello che interessa oggi è salvare la città e salvare la struttura della città. Tutti dovremmo fare sacrifici, non solo adesso siete in casa, ma anche dopo. Vi prego di non elencare tutto quello che vorreste in chiave di trasporti, di servizi ulteriori, perché facciamo già fatica a gestire i servizi così com'è oggi. E dobbiamo ancora, lo dico ai dipendenti, pregare e lavorare, pregare è giusto in periodo pasquale, ma poi anche noi lavorare perché l'INPS anche lì sia corretto nel pagamento delle casse integrazioni, che al governo diciamo fate bene i conti, ascoltate i conteggi sono stati fatti, stiamo parlando di almeno da appostare nelle partite, almeno 10 miliardi al mese per pagare la cassa integrazione, bisogna che il governo apposti cifre di questo genere e la crisi nel settore turistico, e per cui città come Venezia sentiranno tantissimo nel prossimo futuro questo, hanno bisogno di provvedimenti speciali, perché ci vuole un provvedimento specifico per il turismo e la filiera turistica, per proteggere, non per dare le mance, per proteggere l'industria e l'attività, perché ritornerà il turismo, per fortuna a Venezia sicuramente, il tema è quando e dobbiamo farci trovare vivi, lo dico a tutti, anche quelli che stanno facendo i conti di una stagione che ormai è rovinata, parlo della stagione estiva, e per cui dovranno far fronte ai loro impegni. Il Comune c'è, vogliamo esserci, ci siederemo nei prossimi giorni anche con le categorie economiche in maniera allargata per trovare il più possibile modalità. Noi alcuni passaggi li abbiamo fatti, ma insomma poi avremo tempo di raccontarlo. Intanto stiamo organizzando bene tutto questo, per cui massima disponibilità nei confronti di chiunque per lavorare e per uscire tutti insieme più forti di prima da questa situazione. Voglio dire che abbiamo anche istituito un conto corrente per l'emergenza in città e domani comunicherò, perché oggi dovevamo andarlo proprio a aprire in banca, domani comunicherò il numero del conto corrente, sappiate che chi donerà qualcosa a questo conto corrente potrà detrarre da questo versamento il 30% di tasse nella dichiarazione. So che è poco, ma insomma, siccome so che tanti cittadini sono già mossi, me l'hanno già chiamato, e cioè dice cosa ne facciamo, hanno raccolto risorse, tante o poche, ognuno fa veramente quello che può e lo ringrazio. Ecco, il Comune farà un conto corrente perché quei soldi siano appostati lì. Poi un'altra cosa importante, noi anche nella solidarietà, per carità, è quella emergenziale proprio del cibo, vogliamo essere cauti, per cui sicuramente lavoreremo su dei buoni alimentari, perché questo è l'utilizzo di questi soldi. Ripeto, sarebbero una media di 10 euro a famiglia, è chiaro che li manterremo il più possibile per dare risposte vere a gente che non aveva assolutamente calcolato situazioni del genere.
ci sarà un gruppo di lavoro operativo ed è per questo che il comune, proprio ancora una volta si evidenzia la centralità del comune. Il resto sono discorsi, tutti possono fare quello che vogliono, ma l'ufficialità è il comune di Venezia. Noi useremo tutti, però sappiate che sul numero 041 è questo il numero che dovete chiamare per affrontare i temi in maniera concreta. Poi il resto sono amicizie, partigianerie politiche, l'amico dell'amico, ma la solidarietà arriva dal comune e il comune centralmente deciderà a chi è giusto dare le cose. Non faremo come si faceva una volta, che chi aveva l'amico in più, la tessera giusta, veniva aiutato. Qui viene aiutato chi realmente ha bisogno, non guardiamo in faccia a nessuno, né colore politico né tantomeno di origine o che. Noi abbiamo bisogno che ci sia effettivamente. Purtroppo abbiamo risorse scarsissime, però ecco, sappiate che ci siamo, stiamo operando con la massima pulizia morale ed etica e con la massima trasparenza rendiconteremo tutto, dall'inizio alla fine, come abbiamo sempre fatto. Per cui insomma siate fiduciosi che l'amministrazione c'è. Alle polemiche, alle cattiverie, alle bassezze risponderemo in un altro momento e faremo tempo a raccontare chi e cosa ha fatto. Per il resto io apprezzo le persone che riescono a tenere un tono dignitoso e riescono a sapere che in un momento del genere si deve restare uniti. Adesso per dare un esempio di grande operatività voglio far vedere un video di un macellaio, Carpitella di Mestre, e fanno la consegna a domicilio insomma, e abbiamo mandato, ci hanno mandato questo filmato, abbiamo registrato questo filmato, insomma ve lo facciamo vedere, sono tanti. Nella lista che vi ripeto è dentro Dime è il sito che abbiamo del comune, ma anche allo 0441 041 potete eventualmente chiedere informazioni per registrarvi, c'è uno spazio apposta per i commercianti, per gli esercenti che possono iscriversi. Siamo arrivati a un centinaio di imprese, di servizi. È aperto a tutti gli esercenti, i commercianti della città metropolitana, ovviamente ognuno indica il proprio indirizzo e anche se possibile l'area di proprio intervento. Ci sono già tanti che hanno raccolto il nostro appello e se non sono in grado di fare le consegne sono però in grado di accettare le prenotazioni, cosa molto utile per esempio per le persone anziane che magari non hanno diciamo, la capacità di stare in coda per troppo tempo, così trovano già la spesa fatta, fanno la prenotazione, trovano la spesa pronta, magari la ritirano e vanno a casa. E per cui farei partire il servizio, ecco questo era il modulo. Esperienza nuova per noi, stiamo man mano cercando di migliorare il servizio perché nel nostro settore è un po', non è facilissimo, non è un prodotto, non vediamo prodotti già pronti, no? Quindi c'è la preparazione. I clienti stanno apprezzando molto, sono anche comprensivi perché in questa prima fase abbiamo chiaramente fatto anche non degli errori ma dei ritardi nel servizio, cerchiamo di accontentare nei limiti del possibile tutti, non guardiamo certo la quantità ma soprattutto se ci sono persone anziane che hanno bisogno ci prestiamo assolutamente e serviamo non solo Mestre ma anche dintorni, Favaro, Marghera, Chilignago, Zellarino. Allora riceviamo l'ordine sia soprattutto telefonicamente, nei limiti del possibile, se riusciamo nella mattinata riusciamo quelle che riusciamo a fare nella mattinata, altrimenti ci spostiamo al pomeriggio. E se sia un momento difficile così dobbiamo cercare tutti di aiutarci, il cittadino, noi che comunque facciamo un servizio e le istituzioni che devono fornire al cittadino un'informazione e un supporto in un momento così assurdo, insomma. Grazie alla Macelleria Carpitella, e nei prossimi giorni faremo vedere altre attività, insomma, ma è anche un modo per ringraziarli, per ricordare il lavoro e l'impegno di tutte queste persone. E grazie anche a tutte le persone che con grande pazienza aspettano in coda in maniera molto ordinata, insomma ecco, grazie proprio per questa collaborazione. E due informazioni sul coronavirus. Allora c'è un'informazione del Ministero dei Trasporti a firma del Ministro Paola De Micheli, c'è il calendario, praticamente è stato fatto un decreto che ha data, scusate che vedo, mi pare oggi o ieri, vediamo un po', no, ieri, 26, che riguarda anche la giornata del 5 aprile, dove è sospeso il divieto di circolazione di mezzi pesanti. Era stato fatto
anche per liberalizzare il trasporto. Sono 2 sabati, il 29 marzo e il 5 aprile. Il 29 marzo è passato, il 5 aprile sappiate che per chi ha un camion o insomma, deve fare dei trasporti pesanti, è stato tolto il divieto di circolare il sabato, perché si può circolare anche sabato 5 aprile. Questo era il decreto del ministro De Micheli. Un'altra questione che ci sembra importante, adesso la sfioro soltanto, ma nei prossimi giorni ci torneremo anche perché i tempi mi sembra si allungano, per cui la questione scuole, la questione delle lezioni che vengono svolte in rete, tramite la rete. Allora qui oggi avevo dato mandato alla dottoressa Sallustio della città metropolitana, che ha la delega proprio nei rapporti della scuola. Voi sapete che noi non abbiamo, lo dico ai cittadini, scusate, faccio un passo indietro, noi non abbiamo deleghe sulla scuola, nel senso che si chiama l'autonomia scolastica, per cui decidono i presidi che fanno l'organizzazione delle singole scuole e poi ci sono gli insegnanti che hanno appunto la libertà di insegnamento. Su questo nulla da eccepire, ci mancherebbe. Le scuole sono state chiuse per decreto, come sapete, eccetera, eccetera. Che cosa noi abbiamo in termini di rapporto con le scuole? Le scuole sono della città metropolitana, le scuole superiori, mentre invece sono di proprietà, proprio l'edificio della città metropolitana, mentre l'edificio delle scuole primarie sono di proprietà dei comuni, perché io posso parlare in quel caso della città metropolitana come sindaco metropolitano e poi delle scuole, delle elementari e delle medie per quanto riguarda il comune di Venezia. Lì siamo proprietari delle strutture. Noi per gestirle diamo mandato, perché bisogna fare gare pubbliche, eccetera, ci sono delle aziende che fanno la gestione dell'energia, per esempio, per cui gestiscono le caldaie, i riscaldamenti. Abbiamo degli edifici, per come li giudico io, quando li ho trovati erano totalmente fatiscenti. Adesso abbiamo fatto un po' di lavori di rattoppo dove siamo riusciti, questa è la realtà, abbiamo cercato di intervenire su degli edifici che oggettivamente nel prossimo futuro speriamo siano oggetto di investimenti più corposi. Parlo della struttura fisica dei locali. Poi ci sono le attrezzature scolastiche che non dipendono dalla città, noi dove abbiamo potuto abbiamo dato dei voucher ai singoli istituti perché poi liberamente scegliessero quali erano le attrezzature che potevano. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e se ci sono rotture siamo noi che interveniamo, però senza una diretta partecipazione all'attività invece che quella più importante che è l'attività educativa. Fin qui è la struttura dello Stato. Adesso però col coronavirus si è interrotta l'attività scolastica. Finché l'attività si pensava fosse interrotta per 2 settimane, voi tutti sapete che tanti professori di loro iniziativa o studiati dei presidi hanno iniziato a fare lezioni a casa. Spesso lo fanno con la loro struttura, non sono dalle scuole, cioè non è a scuola che si costruisce il video, la lezione sulla rete. Molti docenti lo stanno facendo da casa loro, con la loro rete, con la loro attrezzatura, con quelle che il preside ha fornito, la scuola ha fornito. Cosa succede? Ho dato mandato alla dottoressa Sallustio, che comunque ha le deleghe per tutti i plessi scolastici, di fare una ricognizione di tutta la situazione, quantomeno nel comune di Venezia, visto che qui per cominciare abbiamo l'intera quadro della situazione, per capire effettivamente in queste scuole che cosa si sta facendo, perché vogliamo segnalare i professori, quelli meritevoli che stanno facendo lezione da casa nelle singole materie. Stanno tenendo non soltanto un'ottima opera ovviamente meritoria di insegnamento che gli fa onore sempre, ma anche in questo momento particolare tengono concentrati i ragazzi almeno per alcuni momenti della giornata con poi una serie di compiti che vengono dati e li tengono comunque sotto allenamento. Adesso io ho chiesto che si faccia una verifica per poter affrontare con questi professori, fare un po' una disamina di istituto per istituto di cosa si sta facendo, per raccontarlo ai cittadini. Non abbiamo nessuna delega noi per comandare i professori, per dire qualcosa ai presidi, per parlare con l'istituto centrale scolastico e ci mancherebbe. Proprio con loro vogliamo lavorare assieme in questo senso e dove è possibile l'idea è quella di costruire assieme a questi docenti, magari quelli più
capaci nel muoversi sulla rete, eccetera, che sanno come gestire i gruppi, no? con i video, con le video chat, vedere se è possibile su alcune materie magari fare degli incontri pubblici che possiamo trasmettere invece su un sito che facciamo del comune, stiamo attrezzandoci, per fare magari per alcune materie, per alcuni anni dove troviamo i docenti disponibili, fare magari qualche lezione più generale per tutti i docenti, per cui se c'è qualche materia che non viene realizzata perché magari il docente non può, non vuole, magari è anche ammalato, che ne sappiamo noi, non so, cerchiamo di coprire questa lacuna, anche perché insomma va bene che l'anno sia stato evidentemente colpito duramente, l'anno scolastico, però è opportuno insomma che qualcuno faccia qualcosa. Ci stiamo muovendo in questo senso. Oggi ho dato questo mandato, la dottoressa Saluzzo sta contattando, ovviamente è sempre stata in contatto con le autorità scolastiche, regionali e anche metropolitane, vediamo assieme ai presidi, vi chiedo a voi presidi, chiedo a voi professori, se gentilmente ci segnalate, domani daremo anche le coordinate più specifiche, però se già ci segnalate le vostre o comunque vi preparate per raccontarci un po' quello che state facendo con i vostri studenti, e lo dico agli studenti, anche voi, se ci segnalate i professori meritori, le persone che stanno facendo un lavoro veramente egregio, utilissimo, potrebbe essere che poi queste persone gli chiediamo magari di fare uno sforzo in più e di lavorare anche magari con qualche lezione più collettiva. È una cosa che a noi serve molto, anche perché ritengo che sia importante tenere alta, diciamo in qualche modo, l'attenzione di tutti su queste attività. È un modo anche per la famiglia di vedere il proprio figlio, il proprio ragazzo che si sta impegnando. Sono esperienze che personalmente penso che nessuno di noi ha mai visto, cioè le lezioni, no? Perché da remoto però ti puoi accorgere un po' del ragazzo che studia col professore, ti rendi conto anche di tante cose. Potrebbe essere che è un inizio anche per certi versi di una nuova era. E per cui ringrazio ancora tutti quelli che si stanno adoperando su questo. Fateci sapere. Noi domani daremo anche dei numeri specifici per questa, l'ho solo anticipato, domani daremo dei numeri perché i professori, i presidi e gli studenti ci possono segnalare queste attività, così di ogni istituto poi daremo pubblicamente conto di quali sono gli insegnanti che stanno svolgendo attività didattica da casa loro e con grande sforzo, perché a queste persone va riconosciuto questo merito. Adesso io ho un video e durante il video io mi assento perché faccio sedere l'assessore Simone Venturini, che ha deleghe appunto vaste sia sulla produzione, sull'industria, sulla nostra parte produttiva, ma anche sul sociale, e con lui abbiamo pensato di chiedere alla Croce Rossa, nella persona della presidentessa Francesca Battan, di costruire assieme un percorso di aiuto psicologico per le persone che in qualche modo potrebbero appunto non reggere questa parte emotiva. Lo dico a chi ogni tanto gli viene da piangere durante la giornata. Dai, fatevi il pianto e poi tiriamoci su, passate oltre. Ci sta, però l'importante. Chi non ce la fa, ecco adesso spiegheranno che tipo di accordo abbiamo fatto e lo racconteranno meglio di me loro. Perché farei partire il video di un edicolante che tiene botta, tiene duro. Questo edicolante dirà anche che ha qualche problema suo e pensate che difficoltà ulteriore, ecco che se poi uno non ce la fa a reggere tutto, tra questo del lavoro e la paura di perderlo, dobbiamo reggere, perché io mi ricordo la scorsa crisi, purtroppo sono costate proprio anche dei morti di persone che non ce l'hanno fatta psicologicamente e si sono tolte la vita. Dobbiamo cercare proprio invece di tenere tutti quanti un'attenzione alta e serena, che non vuol dire sottovalutare nulla, ma invece forse pensare che questa situazione riguarda milioni di persone. Per cui ecco, se facciamo partire il video, io tanto chiedo alla Presidente e all'assessore, intanto si siedono e io mi tolgo. Abbiamo scoperto che l'edicola e l'edicolante è un servizio essenziale e questa è una rivalutazione forse per un settore che era stato un po' dimenticato. E si vive in maniera molto particolare perché non siamo sicuramente quegli angeli che sono nei reparti dell'ospedale a cui dobbiamo sempre dire grazie, ma abbiamo un rapporto molto diretto con le persone. E in una città, Venezia, dove la maggior parte è anziana, è sicuramente un vivere particolare, dove
percepisci la preoccupazione delle persone, la paura rispetto a un qualcosa che è invisibile, è ignoto e che non ha un tempo di risoluzione. Queste sono le paure principali che hanno le persone e che mi raccontano quando sono qui. Le persone in questo momento hanno bisogno di avere più informazioni possibili, difatti le cercano sui giornali, su internet, alla TV. Ecco, diciamo che in questo momento, mai come in nessun'altra situazione, l'informazione sta facendo un ruolo importante, ha un ruolo importantissimo. Vivo anche la situazione di padre separato, quindi vedo i miei figli un po' meno frequentemente rispetto a prima e credo sia un momento che ci sta insegnando parecchie cose. Dovremmo, se siamo intelligenti nel rispetto delle persone che sono mancate, quindi nel loro ricordo, nella tragedia che le famiglie stanno vivendo, avremo la possibilità di riscoprire dei valori che erano stati dimenticati e quindi apprezzare di più la vita per quello che ci regala nella sua quotidianità. Buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione. Oggi siamo contenti perché lanciamo un importante servizio, un servizio che il sindaco ha voluto fortemente introdurre in città, un servizio di supporto psicologico. Abbiamo voluto farlo insieme a un partner straordinario, un partner che in questi giorni è impegnatissimo in città su tantissimi servizi, dalla consegna delle spese alla consegna dei farmaci, al supporto delle attività ordinarie che fanno, e sono tantissime, ed è la Croce Rossa. Croce Rossa, che è una storia importante. Ecco, a Venezia hanno una sezione, un comitato particolarmente attivo, una presidente molto capace che adesso vi presento, si chiama Francesca Battan, e da tempo collaboriamo insieme su molte attività. Siccome volevamo introdurre questo servizio, il sindaco ci teneva particolarmente a introdurlo, ho chiesto a lei, e insieme a lei e ai suoi collaboratori, Daniele e tutti gli psicologi dello staff della Croce Rossa, di metterci insieme per introdurre appunto un numero verde di supporto psicologico. Perché abbiamo chiesto a loro? Perché loro da anni si stanno formando al supporto psicologico nelle emergenze. Terremoti, cataclismi, situazioni bruttissime che il nostro paese ha vissuto vedevano sempre la Croce Rossa in prima fila. E allora, siccome anche questa è un'emergenza ancora più subdola, ancora più sommersa, ancora più, credo, pesante sotto alcuni profili rispetto a un disastro naturale per alcuni aspetti, abbiamo chiesto a loro di affiancarci con personale volontari psicologi iscritti all'albo, quindi formati e formati soprattutto per l'emergenza. Ecco, il numero sarà l'893 66 11. È un servizio appunto gratuito, un numero verde, sarà operativo da domani e adesso la Presidente poi vi spiegherà nello specifico che tipo di servizio sarà. È un ulteriore mattoncino che poniamo in quella grande catena di servizi che stiamo attivando in questa fase emergenziale. Voi sapete che da giorni rincorriamo sempre di più queste fasi dell'emergenza che via via si sono acuite, sono cresciute, sono cambiate di giorno in giorno e ogni giorno il Comune doveva adeguarsi, adattarsi, introdurre nuovi servizi e nuove risposte ai cittadini. Questo è un altro servizio che introdurremo, non è l'ultimo, stiamo già lavorando su molti altri profili, però questo è particolarmente importante perché va a coprire una fascia di bisogni che altrimenti non sarebbe coperta. Gli chiedo alla Presidente, che più di me ha seguito nel dettaglio la costruzione di questo servizio, di raccontarcelo, ma da parte dell'amministrazione comunale, ecco, arrivi un grande grazie a tutti i volontari che sono impegnati sulle strade in questi giorni. Presidente Francesca Battan. Grazie Assessore. Lei mi ha già preceduto facendo le lodi di Croce Rossa, ma io voglio in ogni caso dire che con i 700 volontari che abbiamo nel Comitato di Venezia riusciamo a coprire tantissime cose e specifico solo volontari. Quindi è un grande onore per me essere la loro Presidente ed essere vicina alle famiglie che, nonostante la paura che loro sono fuori 24 ore su 24 a supporto del SUEM, a fare i pre-triage davanti all'angelo e poi a seguire il momento della gentilezza, portare le spese, portare i medicinali in tutto il territorio del veneziano. E devo dire la verità, da domani procederemo anche nel consegnarlo
in Venezia centro storico, perché ci affiancherà la Guardia Costiera Ausiliaria con una loro barca, perché noi non ne possediamo una. Quindi quando l'amministrazione comunale, e con lei in prima persona, ha chiesto alla Croce Rossa di Venezia di supportare anche a livello psicologico la cittadinanza, noi siamo stati veramente pronti e siamo entusiasti di fare questa cosa, perché per noi è una soddisfazione enorme poter entrare e aiutare le persone che magari anche hanno solo un momento di tristezza o vogliono capire o vogliono sentirsi rincuorare. Non parlo anche di quelli che hanno problemi più gravi, ma anche delle persone che vogliono cioè vedere una via d'uscita in questa situazione. Quindi noi siamo pronti, abbiamo le persone formate e preparate per questo. Come diceva lei, nelle piccole e nelle grandi emergenze, ma anche nel quotidiano. Grazie alla Presidente Francesca Battan, grazie alla Croce Rossa Comitato di Venezia. Voi pensate che questa Presidente, che è molto gentile, sempre molto elegante, educata, da sola scarica 7.000 paia di scarpe quando le sequestra la Guardia di Finanza, mi chiama perché ha camion interi di biancheria intima da distribuire ai senza dimora, ed è anni che ci conosciamo ed è anni che ogni tanto mi chiama e mi fa: ho un camion, dobbiamo scaricarlo insieme. E devo dire che è davvero una grandissima risorsa per la città e con lei i suoi volontari. Io sono una volontaria e sono attiva 24 ore su 24, lo sappiamo bene, come i miei volontari. Grazie Presidente, grazie alla Croce Rossa. Chiedo al Sindaco, gli rilascio lo spazio. Abbiamo un servizio qui da far partire, se non sbaglio. C'era una slide, no, del Comune di Portogruaro, ecco qua, avevamo anche... Presidente, buona giornata, grazie, grazie molte di tutto l'aiuto, grazie molte. Abbiamo, grazie Simone, grazie mille. Abbiamo una slide della città di Portogruaro, c'è un numero, che è un numero che vi invito a chiamare, 0421 27 7201. Anche questa un'assistenza psicologica è arrivata dalla città di Portogruaro e vogliamo renderla pubblica a tutti, per cui questo è un numero che riguarda la città di Portogruaro. Adesso abbiamo un video su una poesia, cioè la nostra Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, legge una poesia di Alice Pagan ed è ovviamente sul coronavirus. Lo sconfiggeremo è il titolo della poesia. Prego. Poesia di Alice Pagan, Lo sconfiggeremo. Un bel giorno ci dissero che a scuola non dovevamo andare, a casa dovevamo star. Felici e contenti noi eravamo e tutto il giorno festeggiavamo. Ma dopo settimane a casa noi bambini ci annoiavamo e sentendo i discorsi dei grandi ci spaventavamo. Questa semplice influenza era mortale e se ti andava bene finivi all'ospedale. Lavarsi bene le mani, non toccarsi gli occhi e la bocca, restare a casa. Solo se è strettamente necessario esci, ma con mascherina, guanti e igienizzante per mani. Era ormai una procedura normale e abituale. Questo virus è cattivo e non fa bene più a nessuno. La pozione magica ce l'avrà pur qualcuno. Ormai tutto il mondo ha conquistato dal primo giorno che è nato. Dobbiamo sconfiggerlo con le nostre forze. Piccoli, medi e grandi ce la faremo. Se uniti noi saremo. Grazie Alice. Grazie Alice, lo diciamo tutti. E anche questa poesia resterà un pezzettino di storia nostra, nel cuore un po' di tutti noi. E adesso vogliamo far vedere un video, noi abbiamo, è un pezzo che si è già visto nei telegiornali di tutto il mondo, però è un pezzo che onora questa persona, lo rende uno statista e fa capire ancora una volta come siano le persone che hanno meno, che diventano più solidali rispetto forse a tanti che hanno tanto e forse non si rendono conto neanche di poter essere generosi. Chissà che questo tema della generosità
dopo questi esempi, ce ne sono molti, ma man mano ci piace sottolinearli. C'è un video, un pezzo del video, un brano, del presidente dell'Albania, Edi Rama, tra l'altro anche in italiano, perché con grande rispetto anche per la nostra gente, che racconta perché ci ha aiutato, ci hanno mandato dei medici, e proprio dall'Albania, un paese che ha tantissimi problemi. Fa onore a lui, fa onore al paese dell'Albania e credo sia di grande orgoglio per tutti gli albanesi che sono in Italia. Penso che sarà difficile dimenticarci di questi gesti, ce ne ricorderemo anche dopo e quantomeno un ringraziamento arrivi anche da Venezia al Presidente dell'Albania. Se possiamo far partire il video. Lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. Ma so anche che anche laggiù è oramai casa nostra, da quando l'Italia e le nostre sorelle e i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l'Albania bruciava di dolori immensi. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate, ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi, feriti dal nemico, hanno un enorme bisogno di aiuto. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Questa è una guerra dove nessuno può vincere da solo. E voi, cari membri coraggiosi di questa missione per la vita, state partendo per una guerra che è anche la nostra. E l'Italia la deve vincere e la vincerà questa guerra anche per noi e anche per l'Europa e il mondo intero. Grazie al Presidente Edi Rama per questa dimostrazione di essere un grande uomo, anche se qualcun altro si sta dimostrando molto più piccolo. C'è sempre tempo per correggersi, noi siamo convinti che ce la possiamo fare, dobbiamo convincere, chiedo a tutti le nostre relazioni personali in Austria e in Germania, di spiegare quanto importante sia che o ce la facciamo tutti o perderemo tutti e non vogliamo tornare ai tempi degli stati divisi e delle gelosie, delle guerre purtroppo che queste divisioni hanno portato. Però adesso è il momento di dimostrare che l'Europa c'è veramente. Grazie ancora. Poi voglio ringraziare l'ambasciatore della Repubblica del Vietnam in Italia, Nguyen Qui Bic Hue, la chiedo scusa se magari ho pronunciata male, speriamo di no, per averci ringraziato su un intervento su 40 ragazzi, studenti vietnamiti che sono presenti nella nostra città. Adesso non leggo la lettera tutta quanta, mi scusi l'ambasciatore del Vietnam, ma in sostanza il passaggio è: vorrei ringraziare, lasciamo parlare lei, ma insomma il Comune di Venezia, la città di Venezia, dico io, per aver creato le condizioni favorevoli per poter stabilizzare le loro vite e studiare. Insomma, grazie all'ambasciatore, ci conosceremo quando è finita anche questo periodo, e ai ragazzi dico, se avete bisogno siamo qua, insomma, continuiamo a seguire. E grazie anche al console generale della Repubblica di Macedonia, della Macedonia del Nord, a Venezia, Stojan Vitanov, per la vicinanza alla città.
mi ha scritto una bella mail in cui ci fa i nostri migliori auguri e insomma dice che sono vicini ed è giusto che i cittadini lo sappiano, perché è ovviamente un messaggio che va ricordato per il futuro. Poi adesso abbiamo un video che è uno dei video che avevamo chiesto di inviarci, lo insisto che secondo me abbiamo un numero particolare, non so se c'è il numero, se poteva andare in onda, se lo facciamo dopo facciamo partire, come volete voi. C'è il numero a cui poter inviare un messaggio, vediamo se c'è il numero, qui c'è la mail, andrà tutto bene, o se no ecco il numero 366, vedete in basso, 366 93 09 592, 366 93 09 592, questo per mandarci dei video o dei vostri filmati o dei vostri racconti per raccontare come state passando la giornata. A proposito, appunto, ne facciamo vedere uno su come i leoncini del Venezia Calcio che ci hanno voluto mandare questo video, bravi bambini, insomma vi facciamo vedere, grazie anche al Venezia Calcio per questa partecipazione. Ecco, lo dico ai genitori, il comune non paga vasi o televisori rotti o cose del genere, cioè noi incentiviamo i ragazzi a darsi da fare, bene, bravi, però il comune non risponde per danni eventuali che ci succedono in casa, quei palloni. Vabbè, insomma dai. Volevo ringraziare la signora Loredana Andreatta, cittadina veneziana, per la preghiera, la benissima testimonianza che ha rilasciato agli operatori di Dime, ci ha chiamato, grazie anche per la preghiera, grazie per le sue parole di conforto. Ripeto il numero, appunto Dime, che è il sito del comune, dove trovate tutti i servizi del comune, per cui se accedete trovate anche i numeri. In tanti casi, lo dico anche per sottolineare la volontà di tanti operatori che lavorano in smart working, cioè da casa, hanno lasciato addirittura i numeri dei loro cellulari, per dire che effettivamente, dicevo appunto che le persone in comune si stanno veramente adoperando a mille, li ringrazio veramente di cuore, questo è un esempio veramente, oltre a fare i papà e le mamme a casa, e sono disponibili, hanno lasciato il cellulare, vuol dire insomma che c'è voglia di continuare a far andare avanti tutto, e per cui ecco, scriveteci a questi numeri per magari segnalarci o per avere vostre se avete bisogno di chiarimenti e così via. Io chiuderei ringraziando tutti per l'attenzione, vi do appuntamento di nuovo domani. Questa trasmissione è andata in onda in diretta sul sito Facebook, ma anche su Televenezia, canale 71 del digitale terrestre, si vede anche molto bene. Ringrazio il Presidente, il Dottor Vindigni, per la sua anche generosità, nel senso che poi ci sono delle repliche, la diretta va alle 4 del pomeriggio, la facciamo al pomeriggio per non intasare la linea Facebook delle case dove magari le persone o la usano per loro servizi di raccolta, di vita, insomma, ma soprattutto per i ragazzi che vanno a scuola. Poi lo facciamo alle 4 e cerchiamo di non andare a sormontare nessuno, insomma, ecco, per cui questo è l'orario e continueremo a farla finché ci sarà l'emergenza, tutti i giorni, compreso sabato e domenica. Sto pensando, vabbè, non voglio pensarci meglio. E la cosa che secondo me è utile ricordare è che ci sono delle repliche su Televenezia, che lo potete vedere sui siti ovviamente la rete, ma su Televenezia va in replica alle 8, alle 23:30 e alle 8 di mattina.
Ancora buona giornata a tutti, buona vita a tutti. Adesso ci sono i disegni dei bambini come, diciamo, sigla finale. Guardateli perché ne aggiungiamo sempre qualcuno. Buona giornata. Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, el mundo está candela, ahí está el coronavirus. Cominciamo a farla noi, non sorridere, gli spari sopra, solo per voi. Buongiorno a tutti. Prima lezione di box di Christian. Giusto, Christian? Sì. Yeah. Allora? Vai, sinistro, sinistro. Tono sotto base, sono due, è partito il tono, è partito, Bluefin, tono in canna, Bluefin potente. Siamo qui sul terrazzo e guardiamo la strada, non passa nessuno. Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.